Fuori dal Veneto per salvare il Venezia. Nomi top secret, si tratta di imprenditori che vengono da una regione limitrofa, dice l'amministrazione, abbottonatissima, soci di un unico gruppo industriale che potrebbe rifondare la gloriosa compagine arancio-nero-verde. Il riservo è massimo su ogni aspetto, dal comune non fanno trapelare nulla per evitare che il tutto svanisca ancor prima di ricominciare. Dopo i contatti telefonici dei giorni scorsi, oggi pomeriggio a Venezia è andato in scena il primo degli incontri tra coloro che potrebbero ricreare da zero il Venezia Calcio e l'amministrazione comunale e il sindaco Massimo Cacciari in testa per trovare una via d'uscita. A portare l'accordata è stato il direttore sportivo del Venezia, Andrea Seno, che aggiunge come l'ora X, ovvero martedì 21 luglio, quando la società dovrebbe presentare la richiesta di ammissione alla Serie D, potrebbe diventare meno vincolante. Dal Consiglio federale, infatti, è arrivata la notizia che il termine per il Venezia non è così perentorio e quindi ci potrebbero essere giorni di ossigeno in più fondamentali per far prendere corpo alla nuova realtà. E se nel frattempo non ci sono novità dal neoproprietario Goldman, chiamato a ripianare i debiti, 2,5 milioni di euro, un nuovo Venezia potrebbe dunque essere già pronto a prendere il suo posto. Il faccia a faccia è durato poco più di un paio d'ore e i soci imprenditori hanno messo sul piatto una proposta unitaria. Contenuto anche in questo caso top secret, il comune sta lavorando per capire quanto sia fattibile e i prossimi incontri a stretto giro di posta sono inevitabili. Cauto ottimismo dell'assessore allo sport Sandro Simeonato, un primo contatto è sempre meglio di niente. Come dicevo prima, gli interventi